Eccoci qua, cari telespettatori, un'altra intervista, anche questo è un argomenti importantissimi, strategici per la nostra economia. Federico Caner, assessore al turismo e anche all'agricoltura della Regione del Veneto, ben arrivato qui con noi, grazie di dedicarci del tempo e darci preziose anche informazioni, Assessore. Grazie a voi, buongiorno. Tra l'altro anche assessore ai fondi europei, niente un po' di meno, e questi c'entrano sempre, possono essere anche di aiuto. Allora, noi abbiamo dati delle imprese, quindi ho tante associazioni di categoria che mi hanno sollecitato anche di affrontare queste tematiche, che il Veneto avrebbe perso con il Covid 39 milioni di presenze, il meno 54,4%, 12,4 milioni di arrivi, meno 61,1%. E questo ha provocato danni non solo a chi direttamente opera nel settore turistico, ma come lei ben sa a una filiera che è molto più lunga di quel che si crede, perché va a coinvolgere anche il settore artigiano, insomma tanti ambiti e comparti, che però sembra non saranno neanche coinvolti, anche i negozianti stessi di certe zone, dal settore ristori. Perché? Perché di fatto se il target è un certo tipo di turista non è che questo può essere incluso. Allora, so che lei ha avuto anche un incontro molto significativo, importante nell'area termale a questo riguardo, insomma è sempre disponibile ad accogliere le istanze insieme anche ad altri assessorati per vedere cosa la Regione, nell'ambito delle competenze della Regione, può fare, oppure può farsi portavoce con il governo, adesso col governo Draghi. E quindi ci dirà lei come percepisce, che sentore ha da questa nuova gestione. Allora, ci dica un po'. Guardi, la situazione è un po' come lei l'ha descritta, nel senso che è una situazione di grande difficoltà perché purtroppo i flussi turistici nel 2020 sono, non dico azzerati, ma sono andati in caduta libera, ecco. E quindi in media abbiamo perso oltre il 60%, in alcune situazioni anche oltre l'80%, penso alle città d'arte, e quindi le città d'arte e il settore proprio del termale sono forse i due ambiti più colpiti, perché diciamo che la costa, la montagna e il lago di Garda, tutto sommato, diciamo che almeno hanno avuto la possibilità di usufruire di un luglio, un agosto, settembre molto importanti, di leggera ripresa, per poi precipitare di nuovo sulla questione Covid. Però almeno in quel periodo hanno lavorato, mentre ci sono dei settori che non hanno mai lavorato, le città d'arte in primis appunto e anche il termale. Di fronte a questo noi abbiamo raccolto molte esigenze, oggi c'è stata anche una riunione particolare proprio sulla questione del bacino termale, quindi in particolare 5 comuni, non solo della zona padovana ma anche una piccola parte del veneziano con Salzano per esempio, dove abbiamo discusso di progettualità, di come far ripartire il settore, onestamente anche al di là della questione Covid, perché il Covid ci ha messo tutti in ginocchio. Devo dire però che nel caso del settore termale una certa rivisitazione, una certa volontà di tracciare delle nuove linee di indirizzo e di intervento erano già nell'aria, perché è un comparto che comunque si deve rinnovare, bisogna capire bene quali sono le linee strategiche da seguire per un rilancio. All'insieme di tutte queste cose qua ovviamente sono arrivate delle richieste che possiamo affrontare noi a livello regionale e poi ce ne sono delle altre che ovviamente devono essere portate sul tavolo nazionale, ed è quello che faremo col Ministro Garavaglia. Cioè lei dice che tutto sommato il nostro turismo, anche se non ne risentiva nella grande abbondanza, comunque va svecchiato in un'ottica globale, mondiale. Però per far questo non è semplice, perché noi abbiamo piccole imprenditorie turistiche, cioè piccoli imprenditori che poi sono piccoli grandi, tra virgolette, perché hanno fatto veramente successo di una regione. Ma come fare a intervenire? Quindi ci vuole una commissione tecnica, ci vogliono degli esperti, cioè non è così semplice, perché dai l'aiuto, dai il fondo, poi se uno non sa utilizzarlo si torna appunto a capo. È esattamente così, c'è la necessità. Allora, troppo spesso si aspetta diciamo, l'intervento pubblico, ma più che guardi le risorse, ciò che mi pesa un po' di più è quando ci chiedono l'intervento pubblico inteso anche come idee su cosa fare. Sì, allora, infatti. è ovvio che noi possiamo essere propositivi a livello regionale, sia in termini di risorse che in termini di idee su ciò che si può fare. Tant'è vero che questa è una regione che 3 anni fa si è dotata di un piano strategico regionale, che tra l'altro adesso
va rivisto anche. Però è anche vero, e oggi io l'ho detto per esempio al settore termale, ma vale anche per tutti gli altri settori, per la montagna, per la costa, insomma per tutte le destinazioni e per tutti i prodotti turistici veneti. Noi vogliamo raccogliere anche idee da parte del territorio, cioè ci deve essere la volontà anche di essere propositivi, di credere in un futuro prossimo migliore e soprattutto darci delle idee su come innovare, svecchiare non solo diciamo, le nostre strutture, penso agli alberghi, ma soprattutto l'idea dell'accoglienza, che deve essere un'accoglienza a 360 gradi e quindi una gestione dell'offerta turistica che oggi deve essere integrata e non può essere più divisa a scomparti come purtroppo accadeva in passato, no? Quindi c'è la necessità di dialogare di più, restando nel tema del padovano per esempio, sulla questione termale non è che si possa pensare di vedere quello soltanto come wellness o come parte legata all'aspetto sanitario. Abano e Montegrotto devono essere collegate a tutto il territorio, quindi al tema dei colli euganei, al tema dell'enogastronomia per esempio. Adesso mi viene anche bene a dirlo visto che sono anche assessore all'agricoltura, sì, ma insomma infatti, ecco, pensare a integrare i prodotti turistici sul territorio. Ecco, da questo punto di vista, per esempio, marketing territoriale, ancora tempo addietro, l'area della Marca Trevigiana ha saputo farlo molto molto bene, ha rilanciato turisticamente un territorio in modo proprio strategico, forse anche con una propensione maggiore alla comunicazione rispetto ad altri territori che invece hanno sofferto di più. Come si dice, quando cola il grasso tutti ne traggono giovamento, quando viceversa ce n'è poco si vedono un po' le differenze. Non è che l'offerta nostra si è un po' in qualche modo adagiata a un certo tipo di turista a cui va bene certe cose e quindi adesso lamenta perché il turista italiano in sé per sé è molto più esigente, anche sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo, è particolare come turista e quindi noi non siamo in grado di dare quello che viene richiesto, di soddisfare la domanda. Ma guardi, per spezzare una lancia a favore di quel territorio posso dire che è molto più difficile innovare un prodotto turistico maturo che non sforzarsi dove non si è abituati ad avere turisti e si ha la possibilità di inventarsi qualcosa di nuovo. Il caso del Trevigiano è un po' questo, no? Noi al di là di essere molto vicini a Venezia e di sfruttare Venezia un po' come tutti se vogliamo, avevamo poca offerta turistica locale, mentre chi ha un prodotto maturo come può essere la costa, come può essere il termale ad Abano e Montegrotto, come può essere la montagna per esempio nell'area del Cadore o Cortina o nell'Agordino, insomma in quell'area, oppure il lago di Garda, è ovvio che pensare a come implementare i turisti, soprattutto in un periodo in cui i flussi turistici sono buoni e positivi, diventa difficile, no? Cioè diciamo che è normale che uno continui andare avanti con il solito modo di fare senza pensare che il prodotto va continuamente innovato, mentre come sempre, sa come funziona, quando si ha fame si aguzza il cervello e si cerca di andare in cerca di qualcosa che non esiste. Ecco, il tema del Trevigiano forse è stato un po' questo. Una sfida ora che siamo in una situazione di difficoltà ovunque, è il momento in cui si deve pensare a innovare i prodotti turistici anche maturi. Per spiegare ai nostri telespettatori, perché tante volte dicono è la regione, è lo Stato, è il governo, che competenze ha la regione? Adesso abbiamo anche un ministero, quindi un ministro del turismo con portafoglio, se non erro, cosa di non poco conto. Ma la regione fin dove può muoversi, cosa può fare, quanto è in sua responsabilità, quanto invece deve essere demandato allo Stato e quindi che ambiti ci sono di azione? Così spieghiamo anche questo. Sì. Certo, no, guardi, la Regione sicuramente ha un compito importante e strategico. Noi abbiamo una legge turistica che definisce per esempio quelle che sono le DMO sul territorio o OGD, cioè le organizzazioni di gestione della destinazione, che sono questi ambiti omogenei, misti, pubblico-privato, che devono andare un po' a gestire l'accoglienza turistica sul territorio. Una volta se ne occupavano le province, come sapete adesso le province non hanno più questo ruolo, quindi sono state create queste OGD sul territorio. La Regione ha un compito importante per quanto riguarda la promozione turistica nazionale e internazionale. Questa
è una competenza concorrente, quindi ce l'ha sia lo Stato che la Regione, ma le regioni in questi anni si sono quasi esclusivamente occupate di promozione turistica, anche perché purtroppo, vede, noi abbiamo un ente nazionale che si chiama ENIT, Ente Nazionale per il Turismo Italiano, che purtroppo non ha funzionato bene, no? E quindi di conseguenza noi non siamo riusciti a comunicare l'Italia all'estero, e quindi ogni singola regione è stata un po' costretta a farsi la promozione, premesso che la legge gli permetteva di farlo. Ora, grazie, secondo me, al Ministero dedicato al turismo, noi avremo due capacità, due competenze. Uno, di mettere in campo tutti quegli strumenti che ci servono anche per svecchiare il nostro patrimonio immobiliare di accoglienza turistica, quindi aiuti le imprese per innovarsi da questo punto di vista. Due, fare una comunicazione internazionale concordata con le regioni. Cioè è giusto che le regioni abbiano il proprio spazio, perché il Veneto non è la Sicilia o non è la Campania, non è il Piemonte, ha un'offerta turistica che è diversificata, però è anche vero che all'estero noi dobbiamo imparare ad andarci assieme, cioè il modello Italia o il brand Italia deve esserci, e purtroppo in questi anni è mancato. Ora ne abbiamo parlato col ministro Garavaglia su questo, lui è molto sensibile e, se mi permettete, anche molto competente e intelligente, perché lui viene dall'esperienza regionale, lui viene dal Consiglio regionale, dall'assessorato regionale della Lombardia, è stato in conferenza delle regioni, sa bene quali sono i compiti delle regioni, non li vuole snaturare e ha capito benissimo che è fondamentale per riuscire mettere insieme le competenze regionali con una visione un po' più ampia, nazionale, di protezione sia a livello finanziario, perché abbiamo bisogno anche di soldini da questo punto di vista per investire, sia, voglio dire, di un'ottica e un'idea di uscire all'estero insieme. Poi guardi, quando si fa una fiera, io guardo la Spagna, quando esce e va in fiera col padiglione Spagna, poi dentro c'è la Catalunya, c'è la Costa del Sol, ci sono tutte le aree che anche loro hanno e sono molto diversificate anche a livello culturale, però non gli impedisce di uscire come modello spagnolo, e pur sappiamo bene che la Spagna ha grandi spinte autonomiste, addirittura anche secessioniste. Questo sì, assolutamente. Però per esempio il suo assessorato avrebbe un'interazione molto forte, tra l'altro proprio l'incontro che avete fatto con l'assessorato di Roberto Marcato all'economia, per esempio, non da ultimo quello del lavoro, senza dubbio. L'agricoltura lei già ce l'ha. Perché? Perché sono coinvolti tanti ambiti. Per esempio c'è il bon 110% delle ristrutturazioni, che riguarda un aspetto economico di un poco conto, non prevede di includere gli hotel. E questo mi è stato detto più volte e ha lasciato interdetti moltissimi albergatori che avrebbero potuto in questo periodo magari in qualche modo darsi da fare, insomma rinnovare, come lei diceva, bisogna rinnovare anche il nostro parco macchine un po' vecchiotto, ed è vero. In Grecia l'hanno fatto, hanno avuto degli aiuti europei, in Spagna si sono mossi ugualmente, e noi restiamo con delle strutture un po' vetuste, anni 70 in molti casi, però gli albergatori dicono: io non ho stanziamenti. Non si può interagire con il governo per cercare appunto di estendere anche a queste categorie, o secondo lei è difficile, o deve farlo il suo collega? Questa secondo me è una richiesta che possiamo assolutamente fare al governo, che tra l'altro trovo di buon senso, perché di fatto non si tratta di dar soldi, no? Cioè nel momento in cui tu permetti di fare il 110%, permetti agli imprenditori di innovare e intanto di riqualificare ciò che c'è di esistente, anche perché ormai andiamo tutti verso diciamo, l'idea di no consumo del suolo, ma di ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente. Questo vale per le case e vale anche per qualsiasi attività produttiva, quindi sarebbe una cosa molto interessante da questo punto di vista, ma non solo per gli alberghi, penso anche a chi ha un'attività imprenditoriale di qualsiasi tipo, che deve, che ne so, rinnovare il capannone. Perché andare a fare nuove zone industriali che non servono su terreno vergine, che tra l'altro viene sottratto all'agricoltura, così porto anche un po' per casa mia, e invece non rinnovare ciò che abbiamo di esistente. È un ragionamento secondo me che ha senso, che abbiamo comunque proposto, ci facciamo portavoce come Regione Veneto nei confronti a livello ministeriale su questo, e penso che sia una bella idea anche per muovere capitali, perché in questo momento abbiamo anche la necessità
di investire sul territorio, di creare economia e poi guardi, tra lavori diretti e lavori indiretti, perché quando si fa una ristrutturazione anche immobiliare, diciamo, non è solo il costruttore, ma insomma dietro c'è l'idraulico, c'è l'elettricista, c'è il fornitore sì, di sì, materie prime. infatti Insomma, ecco la categoria degli artigiani che si stanno appunto muovendo in esatto. questo senso. Guarda Assessore, la interrompo un attimo, torniamo su questi temi e tra l'altro farò una domanda che incrocia le sue competenze in agricoltura e turismo che si intersecano. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo anche con voi.